Comunque, sul lato dell'acqua io credo che i problemi sono tutti dentro il centrodestra. Cioè c'è uno scontro e un ricorso di teso che è, voglio dire, del PDL, c'è Lizzon che è del PDL. Diciamo area però AN. Diciamo. Area AN, ma comunque è un comune turistico importante, è una città molto importante che ha il 52% dell'azienda acquedottistica. Però, per esempio, ho sentito Paolo Anastasia, che è il sindaco di Fossato di Portoguaro, anche lui è d'accordo sul fatto che San Michele dovrebbe far parte del consiglio di amministrazione dell'Atto. Non c'è dubbio. Però adesso Alessandrini non la pensa proprio così. Allora, dice... adesso Alessandrini fa un altro ragionamento. Allora, bisogna che distinguiamo la logica, la politica in Italia si lascia interpretare e quindi il cittadino poi si allontana dalla politica. Alessio Alessandrini cosa dice? Ci stiamo trascinando troppo avanti sulle decisioni dell'atto, corriamo il rischio di perdere risorse, tanto dice, cos'è importante? È importante l'assemblea o il consiglio di amministrazione? Siccome le grandi decisioni sia sugli investimenti che le tariffe le prende l'assemblea, quindi la prende tutti i sindaci, perché caricare tanto di significato il consiglio di amministrazione? Condivido questo, ma io non ho neanche mai visto, o ho visto raramente, salvo che non succedano delle crisi, che un consiglio di amministrazione possa proporre diverso dall'equilibrio dell'assemblea. È come una giunta, vuol dire proponesse delle cose in alternato. Allora, siccome sappiamo che i sindaci che in assemblea rappresentano gli equilibri che sono dentro il consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione ha la stessa importanza dell'assemblea. Quindi sul piano logico il presidente del Basso Livenza il suo ragionamento non fa una grinza, cioè dice non preoccupatevi, non è un problema di potere, non si prende neanche l'indennità di carica in consiglio di amministrazione, le decisioni si prendono in assemblea con anche il vincolo legato ai patti parasociali che le deliberazioni devono avvenire con i 2/3, quindi lì fa un ragionamento molto logico. Però io chiedo perché Portoguaro non è entrato, non mi si dica perché il commissario poteva entrare fino a che non entrava per 2 mesi, 2 mesi e mezzo o 3 mesi, quello che è, entrava un commissario, hanno detto che si riuniva una volta sola, bene, entrava il commissario per una volta, dopodiché entrava il sindaco, il problema è tutto politico, perché hanno lasciato fuori San Michele? Perché il problema è politico ed è molto legato al centrodestra. Mi pare perfino ovvio delle dichiarazioni che noi assistiamo tutti i giorni, è come quando dicono gli esponenti del centrodestra a ogni ragionamento che fanno dicono bene il commissario, sta lavorando bene. Io non metto in discussione che il commissario stia lavorando bene, però l'assessore provinciale e sindaco di Guaro dice non ho potuto affrontare i temi dello sviluppo degli investimenti sulle scuole perché non ho un sindaco a Portoguaro. Un referente. Un referente, l'ha dichiarato lui, ma Peso lo dice la stessa cosa, Stival dice la stessa cosa. Allora bisogna che il centrodestra si metta d'accordo, perché altrimenti corriamo il rischio che se questi governano la città pagherà un prezzo troppo elevato, sia in termini di tempi, sia in termini di decisioni, sia in termini di realizzazione.